Tum, tu, tu, tum, tu, tu, tum, tu. Tum, tu, tu, tum. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Amici e amiche all'ascolto e alla visione, torniamo in diretta con l'edizione della notte del nostro audio video giornale. Ci scusiamo per il problema tecnico che ci ha impedito di raccontarvi quelle che erano le notizie in corso. Come vedete siamo in rigorosa diretta, sono le 00:18 in questo istante di questa giornata molto importante per quanto riguarda le notizie, quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia. Ecco, abbiamo anche il ritorno in linea, siamo a posto. Allora partiamo subito con le notizie. Sono state rilevate 1359 positività al Covid del personale del sistema sanitario regionale nel periodo dal 1 giugno all'8 dicembre scorso. L'ho indicato al vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, replicando in aula ad un'interrogazione e risposta immediata sulla situazione del personale sanitario rispetto ai contagi e sulle risorse per fronteggiare l'emergenza. Al 1 giugno 2020, come ha spiegato l'assessore, si sono registrati 327 casi positivi fra il personale, mentre all'8 dicembre 1686 casi positivi, con un totale di 1359 positività. Cambiamo argomento. Dati allarmanti, quelli relativi allo stato di salute del settore legato al wedding e al mondo delle cerimonie. Con il 90% dei matrimoni cancellati, quest'anno il comparto si avvia a registrare un fatturato poco meno che azzerato e a fare i conti con lo spettro delle chiusure. Se entro il primo semestre 2021 la crisi legata al Covid non sarà passata, rischiano di abbassare le serrande dal 13 al 25% delle imprese attive in questo settore. Imprese che in Friuli Venezia Giulia sono 3.814, che danno lavoro a 8.263 addetti e che nella giornata di ieri, per bocca del presidente regionale di Confartigianato Imprese Udine e del Friuli Venezia Giulia, dei rispettivi capi categorie locali e nazionali e di due imprenditrici friulane rappresentative del settore, quali Barbara Beltrame e Stefania Vismara, hanno lanciato il proprio grido d'allarme, chiedendo al governo centrale di non essere dimenticate di poter beneficiare di interventi di sostegno dai quali oggi sono escluse cause e codici Ateco, pena la desertificazione di una costola importante del sistema moda nazionale. Il punto della situazione è stato fatto nella giornata di ieri nella sede di Udine di Confartigianato, dove sono stati illustrati i dati elaborati dall'ufficio studi dell'associazione e dove è stata presentata la petizione Sostenere il mondo wedding fortemente penalizzato, ideata da Vismara e sostenuta dalla Confartigianato. La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha predisposto in sede di bilancio un piano triennale da 300 milioni per la realizzazione di opere pubbliche,
uno dei più ingenti investimenti dal post-terremoto ad oggi, nella convinzione che in un momento così difficile sia necessario avere coraggio e puntare con decisione allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto il governatore Massimiliano Fedriga. Si tratta di 6 grandi opere che interessano il Porto Vecchio Trieste, il ponte sul Meduna a Pordenone, il quartiere di Sant'Osvaldo a Udine, il mercato all'ingrosso, il palazzetto dello sport a Gorizia e infine il piano integrato di sviluppo turistico sostenibile dell'area litorale Carsica-Monfalcone. A queste si aggiungono inoltre importanti investimenti sul turismo e ulteriori opere pubbliche a beneficio della comunità regionale. Una vera e propria svolta, conclude Federica, per un Friuli Venezia Giulia che vuole guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Andiamo a chiudere. A Gorizia arriva il giocattolo sospeso, ovvero la possibilità di acquistare un dono natalizio nei negozi cittadini aderenti per i bambini che altrimenti non ce l'avrebbero. L'iniziativa, partita dall'associazione Volendo Continuare, ha trovato subito l'appoggio del Comune Confcommercio Gorizia e il contributo delle associazioni Fidas Isontina Gorizia, Club UNESCO di Gorizia e Spiraglio Gorizia e Monfalcone. Andiamo a vedere le previsioni del tempo per domani. Cielo da nuvoloso coperto con la possibilità di qualche debole precipitazione. Al mattino sarà ancora probabile la presenza di foschia e nubi basse sul Tarvisiano, mentre in giornata sulla fascia alpina più interna e in quota sarà possibile maggiore presenza di sole. Le temperature minime varieranno in pianura tra i 2 e i 5 gradi, le massime tra gli 8 e i 10, sulla costa 6 e 9 gradi le minime, 9 e 12 le massime, lo zero termico poco sopra i 1000 metri. Con questo è tutto, vi ringraziamo per la visione e l'ascolto, vi auguriamo la buonanotte dandovi appuntamento per la tarda mattinata con le informazioni di infofriulitv.net. Mezzanotte 22 è passata da pochi istanti, buonanotte a tutti e grazie ancora come sempre per averci selezionati tra i vostri click per quanto riguarda l'informazione regionale. Alla prossima!